molto effettivamente ingombro. Qua c'è ancora spazio, eh? Ok, no, vedevo dove... Sì, lì sei al limite. Sì, sono abbastanza al limite. Dai, dai. Tira. Ok. Dopo la tensione tiriamo dopo. Ok, adesso posso...
Bene, siamo di rientro dal Colgentile e stiamo ritornando verso dove abbiamo lasciato la tenda, dove abbiamo dormito questa notte. Speriamo di ritrovarla, ma insomma non abbiamo incontrato tante persone, poi siamo un po' isolati, quindi non dovrebbero esserci problemi. Allora, siamo qui, diciamo in Carnia, così da 2 giorni. Siamo saliti ieri attraverso una strada particolare che si chiama Stentarie, la si prende a Mione ed è particolare perché comunque è tutta asfaltata, porta fino a una forcelletta e la particolarità è che è molto pendente. Ci sono dei tratti nella parte centrale, circa il 28%. C'è chi la fa in bici, chi la fa a piedi, noi l'abbiamo fatta in macchina. Si può salire, bisogna stare attenti perché un po' la strada è stretta, bisogna andare piano, però c'è spazio sui tornanti, insomma se si incrocia qualcuno si riesce a passare. Si arriva al passo della Forcella, lì si lascia la macchina e poi si possono fare un paio di itinerari, tra cui per l'appunto salire al Colgentile, che praticamente questo è l'itinerario più semplice per salirci, perché comunque è breve e non ha particolari difficoltà. Praticamente quasi per un'ora si cammina circa in piano, comunque in leggera salita. Poi c'è l'ultimo tratto per giungere alla cima, che è un po' più ripido e magari anche un po' esposto a qualche tratto, ma è comunque un sentiero facile. La tenda che hai visto prima nel video è una 3F, mi sembra, della Langshan, questa coppia cinese di una tenda molto più costosa, non so se è inglese o americana. Devo dire che funziona molto bene. Avevo già visto diversi video su YouTube sia in italiano che in inglese, dove bene o male vengono descritte le caratteristiche positive di questa tenda. Ieri le condizioni meteo erano buone, c'è stato un po' di aria ma molto debole, e quindi diciamo che non ho potuto testarla in condizioni critiche, però in condizioni normali ha fatto il suo dovere. Si monta in pochissimo tempo, pesa poco, ingombra altrettanto poco e quindi è molto funzionale. Certo è una tent pole, quindi bisogna avere i bastoncini da trekking, però insomma solitamente dove vado io i bastoncini me li porto, e poi magari se devo andare a fare qualcosa di impegnativo su roccia, vabbè, mi organizzerò e pianterò la tenda sull'erba. Per evitare di portarci dietro la tenda, per l'appunto l'abbiamo lasciata dove abbiamo dormito, abbiamo tolto i pali, l'abbiamo appiattita, è verde, si confonde con il territorio. Quindi adesso ancora 5 minuti e dovremmo esserci. Purtroppo non siamo stati molto fortunati ieri sera, il tempo era comunque bello, però si sono formate un po' di nuvoloni dovuti al gran caldo di questi giorni, quindi alla fine abbiamo visto tipo 3 stelle e poi si è annuvolato tutto. Si sentiva anche tuonare in lontananza, quindi da qualche parte deve aver fatto anche qualche temporale. Peccato, perché comunque qui siamo in una zona, in una conca, è abbastanza poco diciamo antropizzata, ci sono tutta una serie di malghette, però non ci sono grossi centri abitati, quindi c'è davvero poco inquinamento luminoso. Poi anche oggi, a dir la verità, stamattina era proprio tutto bello limpido alle 7, poi noi siamo partiti circa per le 8, alle 9:30 eravamo in cima, 10-20, e si è iniziato a nuvolarsi, così è la giornata un po' così, però insomma dai, non ci si può lamentare alla fine, è comunque una bella giornata. La tenda c'è ancora, la vedo qua, eccola là, quello era il nostro spot per la tenda. E tra l'altro anche oggi eravamo in 2, quella lì è una tenda da 2, si sta dentro molto bene. Avevamo anche dei materassini, 2 materassini uno a fianco all'altro, e tra l'altro noi non è che siamo tanto alti e ci avanzava anche un po' di spazio in fondo dove abbiamo messo un po' di materiale, mentre gli zaini e le scarpe nei 2 absidi. Sì, siamo stati molto bene, anzi c'era anche spazio, quindi la tenda è veramente super. E poi per quello che costa, sì, per uno che ovviamente magari vuole una tenda, non sa se dopo la utilizzerà più di tanto,
o comunque gli serve una tenda per così un paio di volte all'anno, quella lì è perfetta. Magari sotto in descrizione ti lascio dei video di recensioni, per l'appunto ci sono un paio di recensioni in italiano, mi pare una The Walking Nose l'ha fatta e una mi pare The Walking Robin, poi fanno anche delle comparazioni, insomma dopo te le lascio sotto e magari ti lascio il link. L'unica cosa un po' sfigata di questa tenda è che bisogna comprarla su AliExpress, e per cui nel mio caso, ma anche nel caso di un mio amico che l'ha comprata poco prima di me, va via circa un mese, cioè da quando si fa l'ordine a quando arriva a casa passa un mese, quindi bisogna valutare bene quando ci serve per acquistarla in tempo. Bene, adesso non ci resta che raggiungere la tenda, impacchettare tutto, poi abbiamo 10 minuti su una strada di servizio alle Malghe e torniamo alla macchina. Spero che questo video ti sia piaciuto. Sotto in descrizione ti lascio magari il link della tenda, ti lascio anche il link al giro e magari alla strada, alla Stentarie, come si prende, dove va. Quindi come al solito ti invito ad andare sotto in descrizione a vedere tutti i link. Quindi ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!